Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Svolta nell'omicidio di Milazzo, fermato il presunto assassino dell'84enne ucciso e avvolto in 2 sacchi della spazzatura. Si tratta di un vicino di casa con il quale avrebbe avuto dei contrasti. La rimodulazione della rete ospedaliera siciliana causa malumori e scontenta i territori. Per la CGIL sarebbe una riforma incompleta, ne faranno le spese i malati, dicono. Allarme sicurezza a Palermo, il sindaco La Galla scrive al prefetto e sollecita l'intervento del governo nazionale. Intanto la città si prepara per il festino dedicato a Santa Rosalia. Messina in stile Baywatch, sulle spiagge bandiera blu, anche torrette e bagnini comunali per vigilare e garantire sulla sicurezza dei bagnanti. Grande successo ieri sera al Teatro Antico di Taormina per Alessandra Moroso. Tra successi e nuove hit, l'artista ha conquistato il pubblico siciliano. Pupi avanti si racconta, il celebre pluripremiato regista italiano davanti al pubblico da Cireale ricorda l'amore per il cinema, è nato con 8 e mezzo di Fellini e non è mai finito. Calcio in Serie B, il Palermo inizia il ritiro precampionato in Valle d'Aosta, in Serie C il Catania è pronto a partire per Norcia. A Trapani parla il tecnico Aronica che rilancia l'obiettivo promozione. Ancora buongiorno. In apertura del nostro telegiornale La Cronaca, indagini a una svolta per la morte di Salvatore Italiano, l'84enne di Milazzo, ucciso a colpi di pistola e trovato cadavere dentro 2 sacchi di plastica. Fermato un vicino di casa della vittima. Il servizio di Tonino De Mana. Indagini ad una svolta sulla morte di Salvatore Italiano, 84 anni, assassinato a colpi di pistola e trovato cadavere all'interno di 2 sacchi di plastica neri, non distante la spiaggia di Ponente a Milazzo. Un uomo vicino di casa della vittima è stato fermato dopo un lungo interrogatorio al commissariato di Pace del Mela. È fortemente sospettato di aver ucciso Italiano, con cui aveva litigato diverse volte. A fornire un contributo alle indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere della zona, nella fattispecie un filmato estrapolato da una villetta di via Capuana. Dall'autopsia effettuata al Policlinico di Messina è emerso che Italiano è stato ucciso con 3 colpi di pistola, 2 lo hanno raggiunto alla testa ed 1 alla spalla. Probabilmente l'assassino lo ha prima colpito alle spalle per poi finirlo sparando 2 volte alla testa da distanza ravvicinata, e trova riscontro l'ipotesi investigativa secondo cui l'omicidio sarebbe legato a questioni personali. Italiano infatti era incensurato e non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Ultimamente gestiva una cantina per la vendita del vino. La polizia ha scoperto un vero e proprio arsenale nascosto in un'auto abbandonata nel quartiere Librino di Catania, parcheggiata in viale Castagnola. Sotto al sedile del conducente è stata rinvenuta una pistola, all'interno della macchina c'era anche un grosso sacco con 600 grammi circa di marijuana, 2 pistole semiautomatiche, una con matricola Brasa, mentre l'altra è risultata rubata, e 81 cartucce e poi un silenziatore e persino un giubbotto antiproiettili. L'auto è risultata intestata a un uomo deceduto nel 2022. Adesso parliamo della nuova rete ospedaliera in Sicilia. È polemica per l'assegnazione dei posti letto, critica la CGIL che dice ne faranno le spese i malati negli ospedali. Il servizio di Giusy Lazzara. Tagli annunciati e polemiche fra chi perde e chi vede aumentare i posti letto negli ospedali siciliani. La nuova rete ospedaliera riaccende gli animi di sindaci e direttori sanitari che non ci stanno alla riduzione nelle nuove aziende sanitarie. 7.094 gli attuali posti letto, ma si passerebbe a 6.902 tra degenze ordinarie e dei hospital. Critico anche il sindacato, escluso dal confronto con l'assessorato regionale alla salute. Una rete ospedaliera che parla solo di posti letto e che è completamente avulsa dalla rete territoriale, dalla rete dell'urgenza e emergenza, è una rete che non è una rete assistenziale come dovrebbe essere e che non ci permette di avere una valutazione reale e tranquilla dello stato di assistenza
cui devono aspirare i cittadini siciliani. Nel frattempo si assegnano i nuovi posti letto. Paternò passa da 28 a 63 degenze, Caltanissetta con più 22 posti e Marsala con più 18. Ridotti invece a Gela 6 posti, Trapani meno 18 e Piazza Armerina meno 12. Un cambiamento che potrebbe pesare soprattutto per i pazienti. I posti letto in ospedale continueranno a essere insufficienti e soprattutto nella mancanza totale del territorio a cui le ASP non hanno saputo dare una risposta, gli ospedali saranno sempre più affollati. Ed è corsa contro il tempo. I sindaci avranno appena 2 giorni per presentare le loro proposte in assessorato. La settimana successiva la Commissione Salute poi dovrà dare il via libera alla riforma. Adesso parliamo della mancanza di sicurezza a Palermo. Il sindaco Roberto La Galla ha raccolto il grido d'allarme di cittadini e commercianti e ha scritto al prefetto per sollecitare l'intervento del governo nazionale. In settimana una probabile riunione in prefettura. Il servizio. Cittadini, commercianti e turisti, tutti, in un modo o nell'altro, vittime di gravi episodi di criminalità. A Palermo l'escalation di violenza preoccupa anche l'amministrazione comunale, con il sindaco La Galla che scrive al prefetto Mariani per sollecitare l'intervento del governo nazionale. Un fenomeno dilagante e sempre più crescente che richiede provvedimenti urgenti nel centro storico e nei quartieri cosiddetti di periferia. Più volte, scrive La Galla, nel recente periodo, tanto in adunanze ufficiali del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica quanto in occasione di incontri a carattere informale, si è fatto riferimento alla percezione del livello di sicurezza nella città di Palermo, dove sono stati segnalati nuovi episodi di violenza urbana anche a carico di cittadini stranieri. Dopo i recenti eventi, ribadisce il primo cittadino, non sono mancati ulteriori e allarmati interventi delle associazioni e dei rappresentanti delle categorie produttive e sociali che hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni preposte al controllo e alla sicurezza del territorio. La Galla conclude la sua lettera sollecitando un incontro urgente con le categorie che hanno segnalato maggiori disagi per promuovere strategie di controllo e di sicurezza condivise da sottoporre poi al comitato provinciale insediato presso la prefettura. Restiamo a Palermo perché c'è attesa per il festino di Santa Rosalia, attesi di tantissimi turisti. Il clou è previsto per domani con la sfilata del carro e poi i consueti giochi d'artificio. Il servizio di Marco Gulla. Ci siamo, è ormai tutto pronto per il festino di Santa Rosalia, giunto alla sua 401esima edizione, o meglio 400+1, come è stato intitolato dall'amministrazione comunale. Il clou domani sera con la sfilata del carro lungo i 4 canti per poi arrivare al Foro Italico, dove, come di consueto, i giochi d'artifici scandiranno parte della festa. Lo spettacolo coinvolgerà attori di caratura internazionale insieme a talenti locali di grande valore. La luce sarà il filo conduttore che restituirà bellezza e speranza. Abbiamo come obiettivo quello di coniugare il messaggio forte, il messaggio sacro di Santa Rosalia con modalità di comunicazione e trasmissione di questo messaggio super moderni, quindi sarà la luce, saranno gli effetti speciali, sarà la passione degli attori che metteranno nella loro rappresentazione a rendere viva quella che è la storia di Rosalia, che affascina non soltanto i palermitani ma anche le migliaia di visitatori stranieri che affollano la nostra città. E saranno in tanti palermitani, turisti e visitatori che domani affolleranno le vie del centro per partecipare alla festa e ammirare da vicino il carro di Santa Rosalia. Domani sarà quindi una notte di fascino e innovazione in cui Palermo si ritroverà riunita sotto il segno della devozione e della cultura. E adesso ce ne andiamo al mare di Messina, che sulle proprie spiagge, anche dopo il riconoscimento della bandiera blu, allestisce torrette di assistenza in alcune zone che favoriscono anche l'accessibilità al mare di tutti i cittadini. Ci racconta tutto Francesco Triolo. Ombrelloni, pattini e torrette in pieno stile Baywatch. Le spiagge blu di Messina si attrezzano con tutto il necessario per diventare un punto di riferimento per i bagnanti. 12 postazioni attive da una settimana con 48 bagnini selezionati ed assunti sino al 31 agosto dalla Messina Social City, che avranno il compito di vigilare su cosa accade dentro e fuori dal mare, da nord a sud da Torrefara a Santa Margherita. Un progetto sul quale il Comune lavora da tempo e che prosegue con l'obiettivo di ampliare i chilometri di bandiera blu nella
prossima stagione estiva. Ogni torretto è dotato di tutto l'occorrente previsto, sono state installate anche le passerelle per garantire un accesso più agevole alla spiaggia, sono state inoltre installate 2 zone d'ombra a Capo Peloro e Santa Margherita, dotate di una serie di accessori come per esempio panchine inclusive o un fasciatoio, oltre a docce accessibili alle persone con disabilità. Si tratta di 2 zone realizzate in via sperimentale per rendere le spiagge maggiormente fruibili alla comunità. Messina Social City inoltre ha programmato 4 docce per disabili, 2 già installate a Capo Peloro e Santa Margherita, le altre sono previste nella spiaggia del Ringo e nella zona di Torrefaro, che vanno ad aggiungersi a quelle già posizionate da AMAM nelle scorse settimane. A Caltanissetta è nata l'Accademia delle Abilità. Dalla ristorazione solidale all'agricoltura, i ragazzi con disabilità potranno trovare il loro spazio nel mondo del lavoro, svolgendo le attività rispondenti poi ai loro desideri. Il servizio di Orazio Longo. Favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità attraverso percorsi specialistici di formazione che consentano l'accesso a un'occupazione rispondente ai loro desideri. Inaugurata a Caltanissetta l'Accademia delle Abilità Skill Up, nata dalla collaborazione tra la cooperativa sociale Etnos e Saint-Gobain Italia, leader nella produzione di soluzioni per l'edilizia sostenibile. 2 realtà del profit e del no profit in una logica di sviluppo del territorio e di valorizzazione delle capacità delle persone con disabilità. Non soltanto analisi dei bisogni, ma valutazione dei desideri, affinché ciascuno possa autodeterminarsi per riuscire a fare ciò che sa fare o che desidera fare. L'inclusione anche attraverso lo svolgimento di attività agricole, zootecniche, artigianali e di ristorazione solidale. La mototerapia poi consentirà ai ragazzi di affrontare le loro paure e di acquisire maggiore sicurezza. L'edificio che costruiremo non sarà solamente confortevole, sicuro, alla portata di tutti, ma anche a disposizione di una comunità con un valore sociale molto alto. Adesso apriamo la pagina dello spettacolo. Pubblico in delirio ieri sera al Teatro Antico di Taormina per il concerto di Alessandra Amoroso. L'artista ha proposto vecchi successi, nuove hits dall'ultimo album Io non sarei. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. Sono tutti allenatori, quando ti toccano i rigori, sempre servono forza e coraggio. Splendida e raggiante con il suo pancione in bella mostra, Alessandra Amoroso arriva in Sicilia, al Teatro Antico di Taormina, con il Summer Tour 2025. Mi sembra strano che ho bisogno di te e di questa maledetta felicità. Sul palco le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera e i brani del suo ultimo album, Io non sarei, che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra, dalla musica latina al pop passando per il soul. Oltre ai brani inediti, l'album contiene Fino a qui, il tormentone mezzo rotto con Big Mama, Si mette male, scritto da Tananai, e l'ultimo singolo, Cose stupide. Che mi porta fino a parlare di cose stupide. E complimenti anche ad Alessandra Amoroso. Adesso ci spostiamo ad Acireale, dove ieri sera c'è stato il gran finale della rassegna La sconfinata giovinezza di Pupi Avati. Il maestro del cinema italiano ha incontrato il pubblico nella Villa Belvedere. Il servizio di Giusy Lazzara. Un lungo abbraccio per la serata finale di cinema d'autore nella Villa Belvedere di Acireale, che ha accolto il maestro Pupi Avati. A lui dedicata l'intera rassegna La sconfinata giovinezza, voluta dal comune e dalla regione siciliana. Pupi Avati si è raccontato al pubblico partendo dall'esordio. Sicilia vanta il passato, un passato straordinario, strepitoso, e anche un presente, quindi però il cinema si è occupato quasi sempre della parte negativa, sia di Napoli che di Palermo, della Sicilia, della mafia, di tutte queste bellurie. Per omaggiare Pupi Avati, ieri sera ad Acireale anche Katia Ricciarelli, protagonista del film La seconda notte di nozze, premiato con il Nastro d'Argento e il Globo d'Oro. È stata un'esperienza incredibile, bella e mi ha fatto anche vincere un premio, sono molto contenta, quindi lo adoro, per me è un grande poeta della cinepresa.
Amicizia, stima e affetto sono le parole che legano tutti i protagonisti delle 4 serate in omaggio e il segreto della magia di Pupi Avati è il valore dell'umanità. Complimenti anche come sempre a Pupi Avati. Allora adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi un'ampia pagina di sport, di calcio e di calciomercato. Entriamo nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, inizia il ritiro del Palermo in Valle d'Aosta, al momento l'unico volto nuovo è Tommaso Augello, ma in arrivo ci sarebbero altri rinforzi. Il servizio di Marco Gullà. Motori riaccesi, la stagione del Palermo prende il via oggi con il primo giorno di ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta. Tra campo e montagna, il Palermo di Pippo Inzaghi dovrà fare il pieno di benzina in vista di una stagione in cui non ci sono più alibi. Rosanero che devono solo centrare la promozione in Serie A. Nella lista dei convocati non ci sono particolari sorprese, restano a casa 6 giocatori considerati ormai fuori dal progetto tecnico: Nicolao, Buttaro, Verre, Di Mariano, Insigne e Saric. A Châtillon dunque si allenerà un gruppo selezionato che attende l'arrivo di altri volti nuovi nei prossimi giorni. L'unico innesto già a disposizione di Inzaghi è Tommaso Augello, che ha firmato un contratto biennale dopo essersi svincolato dal Cagliari. Sono attesi nei prossimi giorni anche gli arrivi di Gyasi, Palumbo e altri rinforzi per completare una rosa che verrà plasmata sul sistema di gioco scelto dal nuovo tecnico, il 3-4-2-1. Un Palermo che riparte dai gol di Poyampalo e Brunori, ma che attende difensori di qualità. Il DS Osti pensa a Bani o Cistana. In ritiro il Palermo ci rimarrà fino a fine mese, giocando ben 5 amichevoli. Poi ad agosto la preparazione riprenderà a Torretta in attesa della grande amichevole di giorno 9 contro il Manchester City. Adesso ci occupiamo del Catania che domani partirà per il ritiro a Norcia in Umbria. La società sta stringendo per alcune operazioni comunque già definite. L'attaccante Francesco Forte è l'ultimo nome, il servizio di Francesco Triolo. Il Catania prova a stringere i tempi alla vigilia della partenza per il ritiro di Norcia. L'ufficialità di Tiago Casasola, biennale con opzione, dovrebbe solo anticipare altre operazioni che stanno per essere messe nero su bianco. Sono già arrivati a Catania Simone Pieraccini e l'attaccante Alex Rolfini, che si possono considerare 2 nuovi giocatori rossazzurri e domani partiranno col gruppo. Il direttore sportivo Pastore sta accelerando per chiudere anche l'arrivo di Capomaggio dal Cerignola. Una buona pedina di scambio potrebbe essere D'Andrea, che proprio in Puglia aveva fatto benissimo. Pastore ha già l'ok di Capomaggio, quindi si tratta solo di formalizzare. Capomaggio era anche sul taccuino della Salernitana, a cui il Catania avrebbe soffiato un altro giocatore, l'attaccante Francesco Forte, 32 anni, nell'ultima stagione all'Ascoli, con cui ha un contratto ancora per un altro anno, ma ha già espresso la sua volontà di andare via. Poi si andrà a definire anche per Daniele Donnarumma del Cesena, con il quale c'è un accordo da tempo. Intanto la società sta programmando anche le amichevoli durante il ritiro di Norcia, prima uscita il 23 luglio contro una formazione dilettanti, quindi amichevoli possibili con Ascoli e San Benedettese. La promozione in Serie B è l'obiettivo del Trapani per la prossima stagione, lo ha confermato il tecnico Salvatore Aronica alla vigilia della partenza della squadra per il ritiro di Troina, sul servizio di Franco Cammarasano. Inizia anche per il Trapani la nuova stagione. Domani e dopodomani vecchi e nuovi Granata sosterranno visite mediche e test atletici in sede, per poi partire mercoledì per il ritiro di Troina, dove si fermeranno fino al 31 luglio. Si parte con l'intento di disputare un campionato d'avanguardia. La promozione in Serie B, l'obiettivo principale, così come confermato dall'allenatore Totò Aronica all'inizio di un incontro che ha avuto con la stampa. Il mio bilancio è estremamente positivo perché siamo forse l'unica squadra che in questa prima sessione di mercato ha totalizzato 13 nuovi acquisti e quindi non è male, ecco, volti nuovi, gente di categoria, gente che comunque abbiamo scelto dettagliatamente insieme al direttore e al presidente, e quindi sono estremamente soddisfatto di quello che è stato fatto sinora. Bisognerà sfoltire la rosa e bisognerà valutare quelle che le occasioni vengono presentate appunto dal mercato stesso.
Il tecnico granata parte con una rosa già definita nelle sue componenti essenziali, con delle riconferme importanti e con 13 volti nuovi, in buona parte gente di grande personalità ed esperienza che dovrebbe garantire solidità alla squadra. Per completare la rosa mancano 3 elementi, uno per ruolo, che la società cercherà di ingaggiare al più presto. Donnarumma e Canotto, 2 dei nomi sul taccuino dei direttori sportivi Pavone e Mussi. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20, allora non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi ancora una buona domenica.